Mancano poche ore ad una delle notti più lunghe, il Ferragosto, un after all'insegna del divertimento con gli amici caratterizzato dal bagno di mezzanotte. Una serata in cui i chioschi del litorale si trasformano in discoteche sotto le stelle ed in cui si balla sino al mattino. E mentre i vigili urbani stanno mettendo al punto il piano traffico, cambiando e modificando la segnaletica per rendere la viabilità più scorrevole, ricordiamo infatti che le dune avranno un unico senso di marcia che va da Piazzale Aster sino alla fine delle dune. Il popolo del Ferragosto, almeno in parte, si è già posizionato sulle spiagge. Qualcuno anche con tende da campeggio. Come si sta preparando al Ferragosto? No, niente, a montare le tende, che nessuno dà mai una mano, sono solo. Quanti siete? Che programmi avete? Eh? Quanti siete? Che programmi avete? No, niente, siamo in sette, abbiamo il programma di passarci una serata in spiaggia, a vedere falò e a ballare, a bere, a vedere qualcosa. Come passerà il Ferragosto? Come lo dobbiamo passare? Il meglio dei modi, quello che si può fare. Con chi è? Con mia moglie. Io e mia moglie. Farà il bagno a mezzanotte? Vediamo, se l'acqua è calda sì, se è fredda no. Da dove venite? San Cataldo. Dovremmo divertirci, andare a ballare, arrostire. Passiamo qualche 3-4 giorni qui. Ma dopo un anno di lavoro ci vuole, no? Un pochettino di riposo. E questo è un po' di rostito. Con amici, qua insieme. Un bicchiere di birra, acqua. Guardiamo un po' a mare. Un po' di camminare più tardi. Che programmi avete per il Ferragosto? Come lo passerete? In famiglia, A mare, a casa? a casa, poi a una certa ora scendiamo in spiaggia. Bagno di mezzanotte? Col bambino piccolo è un po' difficile per noi, però magari se c'è l'opportunità sì, riusciremo a farlo. Buongiorno, come passerà il Ferragosto? Buongiorno, qui, visto che siamo in ferie qua. Scenderai in spiaggia dunque? No, assolutamente. Non abbiamo più l'età per fare quelle cose, no? Sto a casa dei parenti. Ferragosto noi non siamo molto... perché partiamo, andiamo a Napoli, vediamo la costiera amalfitana e poi un giretto là in Campania, quindi non saremo in spiaggia come tutti gli anni. No. Quindi state per partire adesso? Sì, domani mattina abbiamo l'aereo. Vraiment je suis un sale